giovedì 4 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. E assieme a Marco fra poco leggeremo i quotidiani regionali prima, in edicola questa mattina e poi anche quelli nazionali. Ma intanto cominciamo con le notizie. Ieri sera a Belsito, frazione di Misterbianco, l'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia di Alessandra Bruno, la donna che è stata uccisa nei giorni scorsi dal marito ed è morta in ospedale dopo 2 giorni di agonia per le tremende ferite riportate. Adesso vediamo il servizio. Perché era così mia figlia, conoscevo tutti e la volevo bene tutte perché il modo di fare, il modo di era forte, era forte. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Solo candele, silenzi, abbracci e lacrime. A Belsito, frazione di Misterbianco, centinaia di persone si sono ritrovate ieri sera per ricordare Alessandra Bruno, vittima dell'ennesimo femminicidio che ha spezzato la sua vita a soli 49 anni. 4 figli e una vita fatta di affetti, sacrifici, progetti, amici. E poi c'è il dolore di una madre che non dovrebbe sopravvivere a sua figlia, che si dispera e non riesce a dare un senso a tanto dolore. Una nonna che adesso dovrà occuparsi di 4 nipoti rimasti soli. Coraggio, non l'ha vista quei bambini. Chiedo perdono a Dio per non aver fatto come singoli e come comunità abbastanza per evitare la tragedia. Queste le parole pronunciate da Don Roberto Interlandi nella chiesa di San Massimiliano Colbe, che ha chiamato a raccolta familiari, parrocchiani, cittadini e fedeli. Prima di iniziare la fiaccolata che ha ripercorso le vie di Belsito fino a Via delle Rose, dove viveva la vittima e dove il primo cittadino, Marco Corsaro, insieme alla più piccola delle figlie della vittima, ha deposto un mazzo di rose. Le fiaccole si consumano lentamente nel buio di Belsito, restano le lacrime, il dolore di una famiglia e il silenzio di una comunità che ancora fatica a comprendere. Tra il buio c'è una luce. Alessandra, nell'ultimo gesto di generosità nei confronti della vita, ha donato i suoi organi. Una tragedia che dona speranza, un ultimo dono che continuerà a parlare di lei. Marco, cominciamo proprio da questa triste vicenda che però non è certamente la sola. Di femminicidi ne accadono troppi e con una certa continuità. E purtroppo siamo costretti a raccontarne, non dico ogni giorno, ma quasi, di femminicidi o di aggressioni brutali. Ma tornando alla notizia di ieri, a quello che sentivamo anche all'interno del servizio, andiamo sulla prima pagina del Tomo di Catania della Sicilia, perché vi faccio vedere la foto. Ovviamente avete visto le immagini di questa fiaccolata, di questa comunità sgomenta, e poi ci sono le parole di Don Roberto Interlandi che dice che Dio ci perdoni per non aver saputo evitare la tragedia. Andando proprio all'interno del pezzo, personalmente come comunità parrocchiale, ha detto appunto Don Interlandi, col coraggio di guardare in faccia l'enorme male commesso che da quell'uomo verso la moglie e non meno gravemente verso i suoi stessi figli. Queste altre le parole. Chiedo perdono a Dio per non aver fatto come singoli o come comunità almeno abbastanza per evitare la tragedia. Questo la pagina della Sicilia. Adesso vi porto invece sulla pagina, su una delle pagine interne del nostro sito, siciliaweb.it, perché abbiamo sentito proprio nella parte finale del servizio di Desiree Ferlito il gesto che poi diventa un gesto nobilissimo, che serve per salvare 5 vite. Uccisa dal marito, Alessandra salva 5 vite. Sono stati prelevati e impiantati su 5 pazienti gli organi della 49enne Alessandra Bruno, morta lunedì scorso nell'ospedale Garibaldi 100 di Catania. Dopo 2 giorni di agonia, la donna aveva dato parere favorevole quando era in vita, una scelta che nel momento più difficile è stata pienamente confermata dai familiari e in particolare dalla figlia. Angelo. Sì, grazie Marco. Vi do adesso un aggiornamento dalle agenzie. Invece un uomo di 90 anni è stato trovato morto carbonizzato nella propria abitazione distrutta da un incendio divampato in contrada
Catello Stefana, sopra la località Munga, una gioiosa marea. Siamo nel Messinese, le fiamme si sono estese su un'area di circa 7 ettari, distruggendo anche un uliveto, minacciando alcune abitazioni a circa 300 metri proprio dal fronte del fuoco. Sono intervenuti non solo i vigili del fuoco ma anche la protezione civile, dei volontari, ma le azioni, in azione anche 2 Canadair e degli elicotteri antincendio che hanno effettuato numerosi lanci d'acqua. A Taormina, dunque, siamo ancora nel Messinese, si stringe il cerchio attorno al pirata della strada che ha tentato di travolgere davanti ad una discoteca proprio della città un gruppo di giovani. Vediamo il servizio. C'è una svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta all'esterno di una discoteca di Taormina. Gli investigatori sarebbero ormai ad un passo dall'identificazione del cosiddetto pirata della notte, l'uomo che dopo una violenta lite si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Determinante sarebbe stata la testimonianza di 2 persone che hanno annotato la targa dell'auto e l'hanno consegnata agli investigatori. Da quel momento il cerchio si sarebbe stretto attorno al presunto responsabile. Le indagini condotte dai carabinieri si sono concentrate sull'analisi delle immagini di videosorveglianza e sui movimenti dei veicoli presenti nella zona nelle ore successive ai fatti. L'episodio ha destato forte preoccupazione nella cittadina turistica, soprattutto per la dinamica e per le conseguenze riportate dalla vittima dell'aggressione, un sospetto trauma cranico per uno dei giovani soccorso in ospedale già dimesso. Gli investigatori mantengono il massimo riservo, ma secondo quanto trapela, gli elementi raccolti sarebbero ormai consistenti e potrebbero portare a breve a provvedimenti giudiziari. Per il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha sollevato il caso pubblicando sui suoi social il video, non può essere considerato un fatto isolato e ha inviato una nota alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per sollecitare un coordinamento più incisivo. Sono scioccato. Scioccato, così si dice il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, per quanto accaduto. Purtroppo episodi di questi si verificano ormai con una certa frequenza, c'è forse, che ne so, un'emulazione dietro a questi comportamenti. Ne abbiamo parlato tanto anche per quanto riguarda il disagio giovanile, no? Sotto tanti punti di vista, questi i ragazzini che aggrediscono i professori, come abbiamo visto e abbiamo raccontato nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Stesso discorso per queste macchine impazzite guidate appunto a folle velocità. Abbiamo visto altri esempi come quello che è successo in Emilia Romagna pochi giorni fa. A Taormina, caccia aperta, lo vediamo sulle pagine della Sicilia, al pirata della Movida intervenga Meloni. Questa è la richiesta di Cateno De Luca, giustamente scioccato. I poliziotti avrebbero in mano il numero di targa, un ferito è stato già dimesso e appunto il sindaco che ha scritto alla Premier. Ci sono anche 2 fermimmagine del video sull'auto pirata che abbiamo visto nel servizio di Francesco Triolo, che ha falciato un gruppo di giovani nei pressi dell'Ipanema di questa discoteca. A denunciare, punto, è stato il sindaco di Taormina che subito, praticamente poche ore dopo che è successo il fatto, ha rilanciato sul tema della sicurezza. Questo è un tema che ritorna su vari quotidiani regionali, lo ritroviamo anche su Repubblica Palermo. Questo è il titolo, praticamente quasi identico a quello che abbiamo letto sulla Sicilia, auto in corsa sui ragazzi. De Luca scrive a Meloni: dopo una rissa fuori dalla discoteca, un giovane appunto tenta di investire un gruppo di coetanei e il sindaco parla di tentato omicidio. Angelo. Adesso ci occupiamo invece di un caso, un giallo in realtà, che potrebbe avere però già una soluzione, perché un uomo che si trovava ricoverato al Policlinico di Palermo sarebbe stato aggredito, poi però è morto dopo qualche giorno. La procura sta indagando adesso per omicidio preterintenzionale. Tra i sospettati c'è un altro diciamo, malato che era ricoverato nello stesso reparto. Ma vediamo il servizio.
È giallo al Policlinico di Palermo per la morte di un anziano di 86 anni. A quanto emerso, il paziente era stato trovato dal personale dell'ospedale con il volto insanguinato. Il sospetto è che possa essere stato colpito da un altro paziente ricoverato nello stesso reparto, quello di medicina e chirurgia d'urgenza. In seguito al decesso, i familiari della vittima hanno presentato una denuncia ai carabinieri e la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti. Secondo una prima ricostruzione, pare che tra i due uomini ricoverati a Palermo per ragioni ancora tutte da chiarire sarebbe nata una discussione che poi sarebbe degenerata. L'uomo sarebbe stato colpito al viso con un bicchiere, riportando così lesioni gravi. È stato soccorso subito dal personale medico, ma le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive all'episodio e dopo 48 ore è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. I carabinieri intervenuti sul posto hanno sequestrato le cartelle cliniche e in queste ore stanno ascoltando pazienti e operatori che erano presenti al momento dei fatti. Le indagini sono in corso, sarà necessario ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire se il colpo ricevuto dal paziente sia stato determinante per il decesso. Anche questa è una storia un po' strana, Marco, la leggiamo, la vedo alle tue spalle. La leggiamo cioè. anche perché poi ha l'apertura su un quotidiano importante come il Giornale di Sicilia, che racconta soprattutto appunto le cronache del palermitano. Ritroviamo appunto questo tema in apertura: anziano morto, indagato un altro paziente, si chiamava Gioacchino Perna, 87 anni, trovato con tagli al volto, come abbiamo sentito, è deceduto 2 giorni dopo. È accusato dell'aggressione un cinese, compagno di stanza, che ha appunto disturbi psichici. Disposta l'autopsia, la direzione dell'ospedale massima collaborazione alle indagini. La direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furna, appunto ha espresso profondo cordoglio. È stata garantita la piena collaborazione nei confronti delle autorità. A te. Sì, grazie, grazie. Adesso invece apriamo la parentesi, diciamo, sportiva di calcio, perché nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, il presidente del Catania, Ross Pelligra, ha incontrato a Torre del Grifo la stampa, una chiacchierata a metà tra, diciamo, la progettazione di quello che sarà e poi alcune anche confidenze del presidente, che ha raccolto per noi proprio Marco Carri. Con lui ne parleremo fra un poco, ma intanto sentiamo cosa ha anticipato rispetto a quello che sarà la nuova stagione il proprietario proprio del Catania. Torre del Grifo per ripartire, l'immagine vincente del Catania di quest'anno racchiusa nella struttura, ritornata nelle mani della società rossazzurra da febbraio, con un esborso di oltre 5 milioni. Pelligra fa da cicerone, accoglie la stampa e racconta e poi risponde alle domande. Sotto l'aspetto tecnico rimanda tutto al Consiglio d'amministrazione di lunedì. Lunedì abbiamo un incontro del Consiglio di amministrazione, sarà un incontro molto importante. Non posso darvi ovviamente anteprime, però posso dirvi che sarà qualcosa di assolutamente positivo. Parlo soprattutto dal punto di vista tecnico, di ciò che cambierà dal punto di vista tecnico, quindi aspettate lunedì, diciamo, per ulteriori sviluppi. Pelligra dice che Zarbano proseguirà e poi ritorna sul tema Grella. Vincenzo Grella, possiamo dire, un proprietario come me, perché lui possiede delle quote all'interno della società. Inoltre, cosa forse ancora più importante, un uomo di assoluta fiducia non solo da parte della famiglia Pelligra, ma anche da parte del Consiglio di amministrazione, perché non dimentichiamoci che ogni mia decisione, ogni decisione che avviene anche da parte di Grella, viene comunque supportata da quello che è il Consiglio di amministrazione. Lui, chiaramente vivendo a Catania, è responsabile nel quotidiano e chiaramente ha estrema fiducia da parte di tutti noi. Il presidente del Catania conferma che vuole acquistare il vecchio logo e poi in italiano parla del prossimo ritiro. Fra 20 giorni possiamo avere l'erba pronta per tagliare e se il sole ogni giorno è bello lucente, noi possiamo fare un ritiro. Allora, queste le anticipazioni, alcune anticipazioni che Pelligra ieri ha dato, aprendo la porta, diciamo, della casa del Catania. Di nuovo, una data, Angelo, particolare, perché il 3 giugno del 2009 è stata posta la prima pietra proprio della costruzione di Torre del Grifo e ieri è arrivata questa giornata importante. Infatti. Ed è stato un tema che chiaramente è stato ripreso ovviamente da tutte le testate, anche perché il Catania, diciamo, ha voluto, non so se sei d'accordo Angelo, chiudere
una stagione negativa sotto il punto di vista dei risultati, ampiamente negativa, con forse l'unico risultato vincente che ha avuto il Catania in questa stagione, cioè l'acquisizione del centro sportivo. Siamo qui sulla Sicilia, andiamo a vedere quello che troviamo sul quotidiano di Catania con l'immagine appunto, qualche foto del campo in erba di cui parlava Pelligra in quell'unica parte, in quell'unico stralcio di intervista in italiano, perché si spera che appunto con il sole, col bel tempo, possa crescere l'erba nel giro di una ventina di giorni ed arrivare fino a disputare, ad avere il ritiro proprio nella nuova casa del Catania. Ovviamente con tutte le interviste, con quello che ha detto su Grella e forse con la novità, perché qualcuno non se l'aspettava più, la conferma anche di Zarbano come direttore generale. Quali saranno le novità? Lo dice anche il quotidiano, l'ha detto a noi ieri Pelligra, e dipenderà molto da questo consiglio di amministrazione. Certamente ci sarà un nuovo allenatore, certamente ci sarà un nuovo direttore sportivo, ma tutti siamo curiosi, questa è stata la mia domanda di ieri, di capire quali saranno veramente i correttivi, perché Pelligra ha parlato in quella nota di due giorni fa di correttivi, di modifiche per andare verso il futuro. Siamo curiosi appunto di capire quali saranno questi correttivi a livello pratico. Qui siamo ancora all'interno delle pagine del quotidiano con appunto il cantiere Torre del Grifo. Siamo entrati anche all'interno degli spogliatoi di un centro che rinasce, addirittura poi ne parleremo molto nelle pagine di cronaca nazionale. Si parla anche di un intervento green, perché stanno facendo uno studio per mettere il fotovoltaico nella parte del parcheggio di Torre del Grifo. Chi c'è stato capirà a che cosa mi riferisco, per riuscire ad accumulare un gran numero di kilowattora e chiaramente andare verso una transizione verde di questa struttura. Ne parleremo sicuramente anche nel corso dei telegiornali di oggi, ma intanto andiamo a vedere, Angelo, se sei d'accordo, le prime pagine degli altri quotidiani. Partendo dalla Sicilia abbiamo già visto quello del giornale di Sicilia. Sulla Sicilia si parla della flessibilità, c'è il via libera dell'Unione Europea, ne discuteremo molto durante la rassegna stampa nazionale, per cui andiamo un po' più velocemente, così come parleremo anche della festa azzurra all'Roland Garros, perché ci sono 2 italiani in semifinale, dunque automaticamente nella stessa semifinale, Arnaldi e Cobolli, dunque automaticamente ci sarà un italiano in finale. Poi appunto la notizia su Ross Pelligra che rilancia Apple Village e il lotto per la B. Andiamo sulle altre prime pagine, partendo dalla Gazzetta del Sud. Anche in questo caso il titolo principale è legato ai 14 miliardi in più per l'Italia, ma vedremo poi con quali condizioni, perché non è stata una promozione per l'Italia, ecco, è stato un vantaggio per tentare di evitare le bocciature. Deroga al patto, accolte le richieste del governo, ma per investimenti sulle energie rinnovabili. Vedremo che questa cosa investe anche l'economia dei singoli cittadini, nel senso che non ci sarà più il taglio delle accise, per esempio, per essere più chiari. Poi si parla anche di ciò che sta succedendo in Russia e Ucraina, con un'escalation costante. Ieri l'Ucraina è riuscita ad arrivare fino a San Pietroburgo, colpendo una delle città, anzi la seconda città più importante della Russia dopo Mosca. Dalla Gazzetta del Sud andiamo al Quotidiano di Sicilia. Ecco qui, a proposito di Ucraina, non entrerà in Europa fino al 2050. Adeguamento ai trattati, sarà un lungo percorso, anche se sarà avviato probabilmente nel giro di qualche giorno, dai criteri di Copenaghen e Maastricht all'unanimità dei Paesi già membri, il rigido iter dell'Unione Europea per questo territorio. Chiudiamo con le prime pagine, con la prima
di Repubblica Palermo, andando a insistere in questo caso su due temi: uno, quello di Mondello, che ormai sta diventando un tema dominante e chiaramente siamo vicini all'estate, per cui lo diventerà sempre di più. Italo-belga, l'audio che spacca la giunta, il dirigente convocato da Schifani con Savarino, ci fu contestata la revoca della concessione in quello che è diventato veramente una sorta di affair di regato a Mondello. E poi i raid nei campi di Marsala ci colpiscono senza un perché, il racconto di Shakur, uno dei braccianti aggrediti, a altri 10 casi. Oggi vertice in prefettura quello dei braccianti, che è diventato un tema a livello nazionale, soprattutto dopo quello che è successo in Calabria. A proposito, su Repubblica Palermo troviamo anche degli approfondimenti nelle pagine interne legate proprio a questa notizia. Il raid nei campi: potevano uccidermi, dice il bracciante colpito da sconosciuti mentre andava a lavorare, rischiamo tutti la vita ma senza un impiego moriamo lo stesso. Abbiamo sentito anche le sue parole nei nostri telegiornali. Nelle pagine interne ovviamente anche riferimento a quello che sta succedendo a Mondello, con l'audio del dirigente che riapre lo strappo fra Schifani e Fratelli d'Italia. La pubblica la telefonata con Beninghieli, strigliato per aver firmato la revoca alla Italo-belga. Ecco tutti i passaggi per questo che appunto sta diventando un po' lo scandalo dell'estate palermitana. Anche qui troviamo sulla Sicilia lo stesso tema, Schifani ipocrita su Italo-belga, con un titolo ancora più crudo. La Vardera sfodera il VAR audio, terminologia calcistica, per andare a far capire appunto il dietro le quinte di quello che è successo. La telefonata con un dirigente regionale, la replica: nessuna pressione, con l'accusa favorevole in pubblico alla revoca italo-belga, ma nei palazzi spingeva per la conferma. E poi la difesa: mai nessuna interferenza politica, piena fiducia sull'operato del burocrate. Questo è un po' quello che sta succedendo. Chiudiamo questa nostra carrellata di notizie legate alla nostra regione, andando su questa notizia che vi facciamo vedere, un po' una curiosità. Siamo sulla Sicilia. La scoperta, un predatore tropicale. Non è una novità di trovare appunto questi pesci ormai di altre zone nei fondali marini del Ragusano. Avvistato per la prima volta il pesce scorpione al largo di Punta Secca. Si chiama scorpione, c'è un motivo, perché appunto bisogna stare attenti al veleno, e c'è anche l'immagine, la foto di questo pesce che appunto è stato avvistato anche vicino appunto al territorio, anzi nel territorio marittimo siciliano. A te, Angelo. Grazie Marco, con te ci ritroviamo fra pochissimo, ma intanto dobbiamo andare a vedere la situazione traffico per la mattinata di oggi. Allora le nostre telecamere ci portano subito sulla circonvallazione di Catania, Tondo Gioieni. Oggi vediamo che c'è un certo rallentamento, almeno proprio all'altezza del Tondo Gioieni. Le auto in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco, vanno davvero a rilento, sono praticamente ferme. Vediamo un po' la situazione invece, questo è quanto ci restituiscono le nostre telecamere in via Vincenzo Giuffrida. Traffico decisamente intenso, ma almeno per il momento non ci sono grossi ingorghi, sono insomma delle soste dovute ai semafori. Parte bassa di via Lodorico da Pordenone, la conferma che in direzione Mister Bianco, in direzione Policlinico, il traffico è piuttosto sostenuto, le auto procedono particolarmente a rilento. Avete visto proprio le auto praticamente quasi ferme. Possiamo andare a vedere, grazie anche ai nostri tecnici in regia, una bella immagine che ci restituisce la playa di Catania, quindi la situazione che possiamo vedere con il mare questa mattina piuttosto tranquillo, almeno da queste immagini non notiamo che ci sia, poi insomma la giornata è bella, abbiamo visto anche il cielo
è abbastanza azzurro e lo vediamo in questa cartolina, il cielo azzurro con l'Etna che fuma, ma questa è una caratteristica del vulcano Etna. Nella sommità non c'è più praticamente neve, è sparita, e possiamo anche andare a vedere cosa succede invece sul golfo di Taormina, perché notiamo come l'Etna è sullo sfondo, ma anche qui la situazione sembra, a parte qualche velatura, la situazione meteo è abbastanza tranquilla. Ci fermiamo, ci dobbiamo fermare, ma per pochissimo, e dopo torneremo con Marco Carli per leggere i quotidiani nazionali. Eccoci, è il momento di andare a leggere i quotidiani nazionali che sono in edicola. I grandi temi sono sempre quelli legati evidentemente al conflitto in Iran e conflitto in Ucraina, che adesso si allarga anche in Russia, nel senso che i droni ucraini colpiscono le città russe, ma poi ci sono tante notizie di carattere economico e non solo, insomma è la cronaca italiana che non manca. Molti quotidiani aprono, Angelo, proprio con le notizie legate al nostro paese, con questa decisione da parte della Commissione europea della deroga fondamentalmente concessa all'Italia sul patto di stabilità. Che cosa consentirà di fare questa deroga? Di utilizzare 14 miliardi fondamentalmente per l'adeguamento green. Sembra una promozione, in realtà non lo è, perché fondamentalmente è tutto ciò che l'Italia non è riuscita a fare in quest'ultimo periodo, che l'Unione Europea tenta di fare in modo che faccia nei prossimi 3 anni. Ma andremo a capire un pochettino meglio anche attraverso le pagine dei quotidiani. Al di là di questo, chiaramente la situazione in Iran e quella in Libano e in Ucraina o in Russia sono al centro di tutto. Ci sono anche degli aggiornamenti proprio riguardo a questo, li andiamo a vedere sulle pagine dell'ANSA nazionale, perché per ciò che concerne Iran e Stati Uniti, la Camera degli Stati Uniti ordina il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto, la risoluzione deve passare al Senato. Trump, che sostiene, fra parentesi, lo diciamo, lo vedremo anche nelle pagine dei giornali, di essere molto vicino a un accordo con l'Iran. L'Iran non è tanto, non considera tanto bene le parole di Trump legato a questo, e soprattutto fa capire, contrariamente a Trump, che quello che sta succedendo in Libano diventa fondamentale per queste trattative. A proposito di Libano, anche in questo caso andiamo sull'ANSA nazionale, perché troviamo questa notizia: Israele e Libano, accordo sulla tregua, ripresa dei colloqui il 22 di giugno, intanto i raid hanno portato a 9 morti. Questa notizia del Libano diventa fondamentale, l'abbiamo capito, per l'incrocio della tregua fra Iran e Stati Uniti, per cui vedremo che cosa succederà chiaramente nelle prossime ore. Intanto andiamo invece sui quotidiani, perché attraverso le pagine dei quotidiani vi andiamo a mostrare quelle che sono le notizie principali. Vi abbiamo detto, molti aprono con l'energia, con l'Italia che proverà a mettersi nel percorso giusto dei prossimi anni, che festeggia, magari anche giustamente, perché avrà delle possibilità ulteriori per farlo, ma appunto non è tutto oro quel che luccica. Andiamo a vedere sul Corriere della Sera quello che è il titolo: energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Ecco qui, Meloni, abbiamo indicato la strada. Intanto nel titolo del Corriere della Sera si parla di un raid iraniano in Kuwait con un morto, e Trump che parla del fatto che avrebbe dato del pazzo a Bibi, cioè a Netanyahu, e che vedrà Khamenei nei prossimi giorni, per cui leader dell'Iran. L'attacco dell'Ucraina nella città dello zar, queste sono le immagini di San Pietroburgo, con una colonna di fumo che vedete
alle spalle dei palazzi più belli e più splendenti di San Pietroburgo. E poi la questione del tennis, i sorrisi dei due italiani, ce n'è uno che sorride di meno, che è Berrettini, che ha perso con Arnaldi nel derby, fra parentesi con un altro infortunio, però Arnaldi e Cobolli saranno in semifinale, dunque ci sarà un italiano in finale in questo momento splendente del tennis italiano. Nonostante l'eliminazione di Sinner, presenteremo un italiano in finale a Roland Garros. E poi anche questa è un'altra notizia che troveremo su molti quotidiani, le falsità su Minetti, la grazia non va rivista, e lei ora chiede i danni. La vicenda si chiude in questo modo. Andiamo adesso a vedere altri quotidiani, perché c'è la notizia che viene ripresa appunto anche da Repubblica, per esempio, lo vediamo qui, più flessibilità, fondamentalmente è questo il tema, cioè l'Italia avrà più facilità di gestione, e lo vedremo proprio anche dal titolo di Repubblica, sono le condizioni della Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise o le tasse in bolletta, per cui gli italiani non avranno più la possibilità di un risparmio, per esempio appunto sul prezzo del carburante. Guardate come la stessa notizia poi viene descritta dai vari quotidiani. Abbiamo visto il Corriere della Sera, abbiamo visto Repubblica, andiamo per esempio sul Giornale, che dà questa chiave di lettura: soldi per l'energia, vince l'Italia, l'Unione dà il via libera, Bruxelles concede flessibilità sui conti, in Europa indichiamo la via, dice Meloni, nuovo no all'ipotesi di gas russo. Ma se andiamo sul Manifesto o su altri quotidiani troviamo un altro modo di vedere questa notizia. Guardate qui, bocciati e contenti. La Commissione europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari e con la sanità a pezzi. Ma il governo fa festa, dice il Manifesto, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Questo leggiamo appunto sul Manifesto ed è un tema che chiaramente viene ripreso ad esempio anche dal Messaggero. Perché che cosa succederà adesso per gli italiani? Perché per l'Italia l'abbiamo capito, c'è la possibilità di andare ad investire o ad utilizzare, ecco, diciamo così, una somma per coprire gli investimenti sull'energia pulita. Ma per gli italiani ci potrebbe essere questo. Nel Consiglio dei Ministri di oggi, siamo sul Messaggero, 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. È un voucher energia un po' tipo quelli che si usavano durante il Covid, per intenderci, una sorta di bonus. Sì, di Bruxelles intanto la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni, indichiamo appunto noi la strada. Il Messaggero che poi parla giustamente anche di un italiano in finale, e non è Sinner, appunto sarà uno fra Arnaldi e Cobolli che si affronteranno in una delle due semifinali del Roland Garros. Andiamo adesso invece a dare uno sguardo ad altri titoli, perché qualche quotidiano non apre con la situazione dell'energia in Italia, ma con ciò che sta succedendo in Russia e Ucraina. È una novità tutto sommato, ma d'altro canto l'importanza della città colpita fa sì che tanti quotidiani decidano di aprire con questa notizia. Stiamo parlando di San Pietroburgo, non è una novità nel senso che ultimamente il conflitto russo-ucraino non è stato tanto trattato, soprattutto nelle prime pagine dei quotidiani. Invece guardate la stampa di oggi, la vendetta di Zelensky, questo è il titolo, colpita San Pietroburgo,
lo vediamo appunto dal quotidiano di Torino, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, questo è il titolo che troviamo, distrutto un bus civile con 8 vittime. Trattativa tra le bombe, Trump e Khamenei, Trump intanto a Khamenei che dice voglio incontrarti, vedete proprio in questo momento la pagina della Stampa con appunto la vendetta di Zelensky e i droni che sono arrivati fino a San Pietroburgo. L'altra notizia che troviamo nelle pagine di apertura dei quotidiani è quella legata a Minetti. Qualcuno decide di aprire con questa notizia, come ad esempio Libero, il finto scoop sul caso Minetti, questo leggiamo sul quotidiano, con le toghe che affondano Travaglio. La Procura di Milano conferma il parere positivo sulla Grazia Nicole, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al fatto di 250 milioni. E questo è il titolo che troviamo sul Fatto Quotidiano. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. Attacco al fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana e gli altri testi. Questo leggiamo su Fatto Quotidiano, mentre sul Riformista anche in questo caso l'apertura è la stessa, il fatto non sussiste, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti, l'errore fatto dal quotidiano ha tratto in inganno anche il Colle, ora chi chiederà scusa? E questo è sono alcuni dei temi che troviamo appunto sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Angelo, a te. Grazie Marco. Noi adesso ci fermiamo, fra pochissimo i primi ospiti della mattinata. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Prima di aprire il collegamento, il primo dei collegamenti di questa mattina per parlare del Giubileo agatino delle famiglie, sarà in collegamento con noi Don Salvatore Bucolo, che è il direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della famiglia di Catania. Ho un aggiornamento dalle agenzie da proporre a voi, da rendere a voi, perché la squadra mobile della questura di Caltanissetta sta eseguendo delle perquisizioni nelle sedi del locale centro della formazione permanente e anche l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Un'inchiesta che è nata nel 2023, sul centro di formazione ha acceso un faro anche la commissione regionale antimafia. Personale dello SCO di Roma e anche delle squadre mobili di Caltanissetta, Palermo e Agrigento stanno contestualmente notificando un avviso a comparire per rendere interrogatorio emesso dal GIP di Nisseno a diverse persone, tra queste Riccardo Gallo Affritto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Sanfilippo, che è il direttore pro tempore del CEF Plus, Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell'ASP di Agrigento, Gioacchino Pontilo e Maria Luisa Zoda, funzionari proprio del servizio CEF Pass, e c'è anche Salvatore Gianbelluca e Salvatore Enrico, medico in quiescenza. Sono tante le persone coinvolte, particolari di questa operazione, di questa inchiesta, nel corso dei nostri telegiornali di questa giornata. Adesso, come anticipavo, apriamo il nostro primo collegamento. Buongiorno a Don Salvatore Bucolo, grazie per essere con noi, è un volto noto ai telespettatori di Antenna Sicilia, con Adelaide Barbagallo nel fine settimana, sabato e domenica, siete protagonisti di Parliamone. Allora, Don Salvatore, stamattina invece parliamo del Giubileo agatino delle famiglie, che è un appuntamento previsto per questo fine settimana, cioè sabato 6 giugno nella Basilica Cattedrale proprio di Catania, ed è promosso in occasione proprio dell'anno giubilare agatino. Di che cosa si tratta? Lo possiamo dire? Allora, si tratta esattamente di un momento in cui tutte le famiglie della nostra diocesi di Catania si incontreranno con l'arcivescovo in cattedrale a vivere proprio questo momento giubilare di Sant'Agata, perché
scopo di quest'anno giubilare è mostrare come Sant'Agata, sebbene una delle sante più antiche, siamo al 200 d.C., diventa un modello straordinario per le famiglie, soprattutto per quelle famiglie che vivono i loro martiri, perché Sant'Agata è la donna del martirio e non manco in una famiglia dei martiri. Quindi diventa un modello di vita e questo momento è svolto in modo abbastanza vario, nel senso che c'è un momento iniziale di animazione animato dal gruppo Cise Life di Biancavilla, in cui mostreranno in modo anche coreografico, in modo artistico, con delle preghiere, ma anche delle musiche, come Sant'Agata diventa un modello straordinario. E poi c'è una celebrazione eucaristica. È un modo per dire: voi famiglie, in questo tempo non semplice, in cui, no, ripeto, non mancano i martiri, Sant'Agata diventa un modello straordinario. E quando parlo di famiglia, infatti, non so se ci sono tantissimi luoghi, non è solo soltanto gli sposi cristiani, ma ci sono anche i separati fedeli, ci sono anche le coppie in crisi, ci sono anche le persone che vivono in seconda unione, ci sono anche singoli, giovani, anche perché quando si parla di famiglia, tutti, ripeto tutti, nessuno escluso, facciamo parte della famiglia. Don Bucolo, il tema, il titolo di questo incontro, diciamo, è particolare perché la famiglia che sa di cielo con Sant'Agata e le olivette, insomma quasi a volere rendere partecipi tutti a questo incontro, perché si arriva anche alle olivette, quindi le famiglie sono un luogo dove c'è la cura, dove c'è la responsabilità, dove c'è un percorso che unisce tutti in qualche modo in questo momento in particolare. Giustamente uno leggendo le olivette ti aspetta: ma cosa c'entra le olivette? Perché crediamo che la Chiesa ha sempre bisogno di far sì che la fede sia resa sempre più di casa. Tutti sappiamo cosa sono le olivette di Sant'Agata, probabilmente molti catanesi sanno anche come si fanno le olivette. Ecco, queste olivette ci sono 4 ingredienti. C'è la mandorla, c'è la roma. Ecco, questi 4 ingredienti sono stati messi in analogia con le 4 virtù cardinali che tra l'altro il nostro arcivescovo Monsignor Luigi Renna accenna nella lettera pastorale, che sono la giustizia, la fortezza, la prudenza e la temperanza, che sono virtù che si trovano in Sant'Agata. Quindi, in poche parole, queste olivette sono quei 4 ingredienti per far sì che una famiglia sulle orme di Sant'Agata possa vivere la sua testimonianza. Tra l'altro è previsto, ma chiaramente non sarà in cattedrale, una sorta di piccola liturgia domestica che la famiglia potrebbe fare a casa, impastando queste olivette e trasmettendo la fede, perché crediamo che la fede si trasmette non solo di testa, non solo di parole, ma anche in modo con gli atti, con le azioni, con gli esempi, anche con la buona cucina catanese. Volevo soffermarmi su una considerazione. La considerazione è che ancora sulla famiglia, perché la famiglia risulta essere diciamo il centro di aggregazione poi anche sul territorio. Valorizzare dunque la famiglia come una risorsa sociale, educativa, spirituale. Queste sono diciamo le direttive su cui si muove proprio la valorizzazione della famiglia, che in questo momento probabilmente vive anche un momento di difficoltà. Mi riferisco chiaramente a quanto accade quotidianamente nella nostra società. Allora, tra le varie realtà che si occupano del Giubileo c'è anche il forum, c'è anche i consultori, ci sono tutte quelle realtà che in modo reale e concreto H24 si occupano della famiglia nei suoi bisogni sociali, perché chiaramente un'opera della Chiesa nei confronti della famiglia non può operare in modo integrale. Sì, c'è la parte spirituale, ma c'è anche la parte educativa, c'è la parte sociale, ma c'è anche la parte lavorativa, per cui la Chiesa in questo fronte guarda la famiglia nei suoi bisogni, anche perché al di là di essere soltanto oggetto di cura, crediamo fermamente che la famiglia è il soggetto per antonomasia della società, della vita culturale, della vita politica,
Per cui questa attenzione non può non mancare, ma perché la famiglia di suo ci richiama nei suoi bisogni. E quindi il fatto che c'è anche il forum, ci sono i consultori, ci sono tante realtà che si occupano del sociale, tra l'altro c'è anche un'altra realtà che stavo dimenticando, anche il servizio diocesano per persone con disabilità, a indicare che nessuno, anche chi si trova tante volte segregato a casa perché un figlio o una figlia con particolare disabilità, è coinvolta, è parte integrante, perché io penso che se una chiesa arriva a far sì che chiunque, tipo anche una persona con disabilità, si sente parte di questa realtà, e allora la chiesa diventa chiesa, la chiesa diventa famiglia di Dio, la chiesa diventa famiglia di tutti. Don Bucolo, una riflessione prima di chiudere, considerato che il tempo praticamente vola. Questo giubileo delle famiglie è anche un incontro tra diverse generazioni. È un modo per mettere a confronto generazioni diverse che all'interno della famiglia chiaramente convivono quotidianamente, ma uscendo fuori dalla famiglia queste generazioni è bene che si incontrino per trovare poi una via comune. Esattamente, infatti l'immagine che state mostrando, che tra l'altro è una tela che abbiamo riprodotto e che sta girando tutta la diocesi, rappresenta Sant'Agata che abbraccia la famiglia, ma se uno fa caso ci sono i vari stati di vita, ci sono le varie generazioni, c'è la persona anziana, ma c'è il giovane, c'è l'adolescente, cioè proprio Sant'Agata diventa un perno in cui tutti e si ritrovano, e chi conosce la festa di Sant'Agata sa bene che si trova tutte le generazioni, cioè tutti in qualche modo sono coinvolti. E anche questo discorso di stare attorno a Sant'Agata, perché Sant'Agata non solo diventa un polo di attrazione, ma diventa sorgente di comunione, in cui tutte le generazioni si ritrovano nell'unica famiglia che poi è la famiglia di Dio e la famiglia dell'umanità. Ricordiamo prima di chiudere l'appuntamento è per sabato 6 giugno, Basilica Cattedrale di Sant'Agata di Catania, a partire dalle ore 17 ci sarà l'accoglienza e poi c'è un ricco programma con tanti appuntamenti. Alle 17:45, se non ricordo male, c'è il peregrinazio della Tela di Sant'Agata, alle 18 c'è l'appuntamento sulle orme di Sant'Agata e poi, fra le altre cose, ci sarà anche la nostra Adelaide Barbagallo con voi. Alle 19 è prevista la celebrazione presieduta della chiaramente Santa Messa dall'Arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Questi sono gli appuntamenti di un sabato pomeriggio particolare, speciale, in ottica anno giubilare, in ottica chiaramente per il Giubileo delle famiglie. Grazie a Don Bucolo per essere stato con noi stamattina. Grazie a voi, grazie. Grazie ancora, ci fermiamo, ci sono le previsioni meteo da vedere e poi altri ospiti a Buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso al nord per la giornata di giovedì, con fenomeni dapprima sui settori montuosi. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da condizioni di assoluta stabilità atmosferica. Non mancheranno ampie e schiarite, spazi assolati, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con massime comprese tra i 27 e i 32 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, sono attese condizioni di bel tempo. Qui persiste infatti un campo di alta pressione, venti a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Contesto climatico comunque caldo, ma senza particolari eccessi. Solo su alcune zone raggiungeremo punte di 34 gradi. Per dettagli celappi, Trebi Meteo. Come sempre andiamo veramente di corsa e veloci a Buongiorno Sicilia, qui di buon mattino c'è raggiunto in studio Carmelo Calì, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui, Presidente Nazionale di Confconsumatori. E quando ci sono delle esigenze, quando ci sono nuove iniziative che riguardano tutti noi, Confconsumatori è accanto a noi che ogni giorno ci imbattiamo in nuove regole, in nuove norme anche.
Stamattina vogliamo parlare di una situazione che è assolutamente nuova, che è scattata il 1° giugno, quindi appena da qualche giorno, la possibilità di chiedere il rimborso in autostrada quando magari sull'autostrada si incontrano dei cantieri, si incontrano degli ingorghi, insomma abbiamo un ritardo a causa di tutti questi problemi che si possono trovare sulla strada. Ma adesso cerchiamo di capire quando, come, perché è possibile avere il cosiddetto cashback, adesso si chiama così, ma è il rimborso del pedaggio autostradale. Da che cosa partiamo? Ma diciamo che la prima cosa da cui partirei è quella di fare chiarezza per i consumatori siciliani, perché questi rimborsi partono in virtù di una delibera del 2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti. Tutti i concessionari autostradali devono adeguarsi a questa delibera e quindi disporre anche dal punto di vista organizzativo le modalità di rimborso ai consumatori. Il Consorzio Autostrade Siciliane è in tutt'altre faccende affaccendato, quindi per adesso non ha messo in campo nessuna iniziativa per adeguarsi a questa delibera dell'ART, dell'autorità. Però diciamo, deve necessariamente farlo. Dovrà farlo, quindi per adesso noi in Sicilia aspettiamo che il Consorzio Autostrade Siciliane metta in campo, però certamente da parte nostra diffideremo, visto che ancora oggi diciamo, registriamo un non pervenuto, diffideremo il consorzio e conseguentemente scriveremo anche all'ART per capire quali saranno le iniziative che intende adottare rispetto a questo. Quali sono? Allora, perché ci sono diverse situazioni, sì. Non sempre si può chiedere il rimborso. Perfetto. E quando si può chiedere ci sono delle sottospecie anche. Perfetto. Allora, innanzitutto le ipotesi sono, come diceva lei, due. La prima è quella relativa al ritardo per dei cantieri. La seconda è quella... Stiamo vedendo delle immagini di auto incolonnate sull'autostrada. Questa è la 18, se non sbaglio, quella che vedevamo prima. Tanto per cambiare. Rimborsi per cantieri e poi rimborsi per traffico bloccato, quindi attenzione, deve esserci un traffico bloccato e non un traffico da rallentamento. Il traffico bloccato... In termini di tempo cosa significa? Ecco, un'ultima cosa, diciamo, sul traffico bloccato deve essere anche un traffico conseguente, per esempio, a incidenti, maltempo, eccetera. Allora, per quanto riguarda i cantieri, un ritardo fino a 30 minuti fa scattare, fino a 30 km fa scattare il diritto al rimborso in automatico, senza bisogno di nessuno. Per quanto riguarda le tratte da 30 a 50 km devono esserci 10 minuti di ritardo rispetto a quello che è il tempo di percorrenza standard, per superiore a 50 km 15 minuti rispetto a, quindi questo fa scattare il diritto a rimborso. Attenzione, se ci sono più cantieri diciamo lungo la stessa tratta, per la stessa tratta il passeggero ha diritto diciamo, alla somma dei ritardi dei vari cantieri. Insomma, uno che si mette in macchina deve stare con la calcolatrice praticamente a calcolare il primo tratto quanto c'è impiegato. Diciamo, chi ha per esempio i meccanismi di telepedaggio può quindi questo è per quanto riguarda quindi diciamo, però è chiaro che il rimborso non può andare a essere corrisposto per un importo superiore a quello che è il prezzo del pedaggio di quella tratta in ogni caso, quindi c'è questo limite. Per invece i ritardi dovuti a blocchi del traffico la questione è in qualche modo diversa, perché se il ritardo è fino a 60 minuti, fino a 59 minuti, il rimborso non spetta, quindi spettano i rimborsi per ritardi superiori a 60 minuti che poi vengono scagionati, quindi anche da questo punto di vista deve essere importante. Anche qui vi può essere la possibilità di cumulare
quello che è il ritardo determinato da più eventi di traffico bloccato, ma anche qui con il massimale dell'importo del pedaggio della tratta. Insomma, chi viaggia abitualmente, i cosiddetti pendolari, da oggi hanno e sanno che, non da oggi ma dal 1° giugno, sanno che è possibile chiedere un rimborso. Abbiamo già detto che in Sicilia in questo momento il CAS, cioè il Consorzio Autostrade Siciliane, non ha predisposto quanto necessario per chiedere questi rimborsi. Voi come Conf Consumatori siete pronti a evidenziare, a sottolineare questo, e a questo punto mi viene spontaneo chiedere, ma non è stato approntato ancora nessun tipo di iniziativa da parte del CAS, ma se i ritardi dovessero essere in questo periodo cosiddetta di vacazio per il CAS, mettiamola così, è possibile chiedere retroattivamente questo rimborso? E questo è il problema, perché la delibera è una cosa per la quale chiederemo un chiarimento all'autorità, perché siccome diciamo, è prevista la non retroattività eccetera, quindi teoricamente dal 1° giugno si dovrebbe applicare, quindi vediamo adesso cosa c'è risposta, perché siamo in una fase iniziale, quindi ancora stiamo cercando di capire come, no? Su tante questioni, tanto è vero che c'è stato anche un ulteriore intervento dell'autorità di chiarimento su alcuni aspetti, quindi man mano adesso diciamo cammin facendo in sede di applicazione della delibera si cercherà di capire quali possono essere. Questa è un'altra cosa importante da dire, è che nel caso in cui vi sia una concorrenza tra ritardo causato da cantieri e un ritardo causato da traffico bloccato, questi due diciamo, rimborsi non si cumulano, quindi, però l'automobilista ha diritto al rimborso maggiore, quindi l'importo maggiore viene rimborsato, non cumulabilità ma rimborso di quello maggiore. Queste sono indicazioni importanti, perché magari uno che si mette in macchina pensa adesso chiedo questo, chiedo quest'altro. Ci sono delle regole che vanno. Dove possono essere trovate queste regole? Allora, perché magari chi è interessato, chi fosse interessato, può prendere nota con più attenzione e magari documentarsi in maniera più approfondita rispetto a quello che possiamo fare noi in questi 10 minuti scarsi che abbiamo a disposizione. Allora, l'autorità di regolazione dei trasporti ha messo in campo tutte le proprie iniziative e lì si possono trovare le istruzioni. Dopodiché l'Autostrade per l'Italia, che ha già attivato questo servizio nel proprio sito, ha indicato tutte le modalità eccetera, quindi da lì si può avere anche una, diciamo, una specificazione più analitica rispetto a quelle che sono le iniziative messe in campo dalla concessionaria. Poi naturalmente noi stiamo mettendo nei nostri siti delle indicazioni con tutte queste notizie e poi ancora un'altra cosa che può essere utile è quella relativa al fatto che quando c'è questo tipo di rimborso le modalità sono diverse, cioè come dicevo ci può essere un rimborso che può avvenire tramite l'app, perché l'app può avvenire registrandosi al sito della concessionaria, ma anche chi non si vuole registrare al sito, non ha l'app, può accedere tramite un rimborso, tramite una mail. Però attenzione, deve farsi rilasciare la ricevuta nel momento in cui paga, quindi deve prestare la massima... Bisogna conservare... bisogna farsi rilasciare la ricevuta e la ricevuta diventa, diciamo, il titolo che dà il titolo, quindi chi non si trova in tutte queste condizioni ha diritto a non registrarsi, a non avere l'app, però, e anche da questo punto di vista non farlo subito, perché la ricevuta una volta rilasciata al casello è attiva ai fini del rimborso, viene registrata ai fini del rimborso dopo 4 ore, quindi se si fa una richiesta di rimborso nelle prime 4 ore è chiaro che il sistema ancora non ha registrato quella ricevuta. È soltanto questo è il documento da conservare per attestare sì, che c'è poi stato naturalmente in sede sia di registrazione per esempio vengono richiesti, ma anche quando vengono richiesti per esempio una mail attraverso cui viene inviato un codice di identificazione, chiamiamolo così, poi bisogna dare tutti i dati tipo IBAN attraverso cui può avvenire il rimborso, quindi ci sono tutta una serie di modalità che bisogna dare naturalmente nel rispetto della
della sicurezza anche della privacy, certo, dei dati che vengono forniti, e quindi una volta che il cittadino, naturalmente chi ha dimestichezza digitale e si trova già con l'app, si trova in una fase certamente avanzata e può, diciamo, parlarsi quasi di automatismo del rimborso. Grazie a Carmelo Calì per averci fatto conoscere questa realtà che è arrivata, è stata introdotta da pochi giorni, dal 1° giugno, pazientiamo in Sicilia, grazie al Confconsumatori. Speriamo che anche il CAS adegui e si allinei a quelle che sono le direttive volute dall'autorità predisposta in materia di trasporti in Italia, e magari ci ritroviamo fra qualche mese per fare il bilancio di quanto sta avvenendo, se effettivamente il CAS sia adeguato, se i rimborsi vengono soddisfatti oppure no, vengono evasi, nel senso che vengono restituiti agli automobilisti le somme pagate ai caselli con ritardi di un certo tipo che abbiamo già spiegato. Grazie ancora a Carmelo Calì, il presidente nazionale di Confconsumatori. Ci dobbiamo fermare, fra poco parleremo di sanità, sempre a Buongiorno Sicilia.